Ma oramai superiamo le 230-240 giornaliere nelle 24 ore e dobbiamo affrontare sia la parte di emergenza che la parte di trasporto, soprattutto di moltissimi malati, circa una quarantina al giorno, Covid positivi tra i vari ospedali. In media ogni giorno effettuano 200 interventi di soccorso, quotidianamente affrontano la preoccupazione dei malati Covid che devono essere ricoverati e sono testimoni dell'angoscia dei loro familiari che li devono salutare senza sapere quando li potranno riabbracciare. Spesso però c'è anche la felicità quando riaccompagnano a casa chi è guarito. Il lavoro della Croce Verde di Padova in queste settimane è senza sosta. I 1500 volontari padovani si sono messi a disposizione anche per un ulteriore turno. Per far fronte a questa grande massa, diciamo, di cose, di servizi che abbiamo avuto, abbiamo istituito un nuovo turno dalle 17 alle 22, composto da volontari che con molta generosità hanno risposto e sono venuti a supporto delle squadre notturne. La situazione è difficile, oltre al Covid c'è il lavoro ordinario, chiamate d'urgenza e in questo periodo per questioni di sicurezza non si possono formare nuovi volontari. A chi si ostina a negare l'esistenza del virus, ecco il messaggio. È un virus che è diffusissimo, che si diffonde rapidamente, ahimè, quindi la massima attenzione nei rapporti interpersonali perché tutti possiamo veicolarlo e tutti possiamo essere infettati. Quindi, insomma, è una situazione che colpisce moltissimo e colpisce velocemente, diciamo. Tra i volontari, fortunatamente, sono pochissimi quelli che si sono contagiati. Mascherine, visiere, tute protettive e materiale per la sanificazione sono però completamente a carico della PA Opera Croce Verde che sta fronteggiando costi enormi senza ricevere aiuto. La Croce Verde si sta accollando tutte le spese relative ai PPI che diamo ai nostri volontari ed è una spesa che al momento ci vede esposti per oltre 100.000 euro, diciamo, di PPI acquistati da Croce Verde e tuttora non rimborsati proprio a tutela del proprio personale e dei propri operatori.